Ma questi vantaggi vorrei vederli però, perché so che ultimamente i vantaggi sono molto limitati. So per esempio che noi abbiamo dei costi per la città di Venezia sul trasporto pubblico locale, sul trasporto acqueo molto importanti, ai quali noi diamo solidarietà alla provincia di Venezia, per cui non credo che ci sia tutti questi vantaggi. Ho parlato con il sindaco di Mogliano e con il consiglio che attualmente è la maggioranza Mogliano-Veneto e loro non hanno nessuna intenzione di andare nella città metropolitana. Dall'altra parte dobbiamo dire che un riordino serio e complessivo deve anche verificare quelle che possono essere poi anche le determinazioni delle autonomie. La città metropolitana sicuramente fa perdere le autonomie locali, significa che le città tipo Mogliano, se dovesse succedere questo, o altre realtà di comuni del veneziano perderebbero la propria autonomia finanziaria, perderebbero la propria autonomia impositiva e soprattutto perderebbero il ruolo del sindaco che è governatore della propria area. Lo stesso principio di coloro che vorrebbero andare fuori regione, certi comuni, Portogruaro, Cintocomaggiore, Sappada o quant'altro, che dicono approfittiamo della legge 95, del decreto legge 95 della spend review e usciamo dalla regione. È impossibile, perlomeno stante la situazione normativa attuale, così come la legge parla chiaramente che i consigli comunali della città metropolitana che non aderiscono alla città metropolitana, per cui stiamo parlando solamente della provincia di Venezia, possono attraverso delibera cambiare destinazione di provincia. Non è contemplato nell'attuale legge il contrario, cioè un comune di un'altra provincia che non sia area metropolitana o provincia metropolitana può entrare nell'area metropolitana. Credo che sia una provocazione che fatta da Orsoni merita il tempo che trova.